Sarà l'effetto voucher, sarà il gradimento mondiale per il prosecco, fatto sta che in agricoltura raddoppiano le assunzioni. Una crescita iniziata già nel 2016 e che anche quest'anno continua con numeri davvero importanti. Le nostre aziende hanno voglia di legalità e chi gestiva esclusivamente voucher quest'anno ha fatto la scelta di diventare datore di lavoro a tutti gli effetti, quindi aprendo le posizioni datoriali e procedendo con le assunzioni. In percentuale quanto siamo di aumento? Più del doppio. Grande lavoro per gli uffici di consulenza alle aziende agricole come a Confagricoltura Treviso, dove sottolineano come innegabilmente il surrogato dei voucher non abbia per nulla convinto i nostri imprenditori della terra. Dopo le prime riunioni che abbiamo fatto, dove gli abbiamo spiegato il nuovo procedimento delle prestazioni occasionali ex voucher, hanno già capito che quello non era il loro strumento, e quindi noi gli abbiamo proposto perché la gente comunque voleva regolarizzare i vendemmiatori, e quindi abbiamo fatto tutti questi nuovi contratti. I numeri di Veneto Agricoltura parlano chiaro. Nel 2016 nella sola provincia di Treviso sono oltre 18.000 gli occupati tra i campi, con un aumento di quasi il 60% come lavoro dipendente e del 97% a partita IVA e similari. Meglio della Marca solo il Veronese, con oltre 24.500 posti di lavoro nel settore primario, anche se l'aumento dei dipendenti è leggermente più basso, attestandosi al 56% in più rispetto alla stagione 2015. E non è detto che il cambiamento voucher contratto dipendente sia economicamente più oneroso per le aziende, in particolare per chi ha già dipendenti e si colloca in zone svantaggiate come le colline di Valdobbiadene. Il costo di un operaio a tempo determinato e di un eventuale ex, chiamiamolo così, voucherista è abbastanza simile, non c'è molta differenza. Si va da una, chiamiamola così, retribuzione di un potenziale ex voucherista di 8,95 euro contro un 9,09 euro, diciamo, di un tempo determinato. E in agricoltura i contratti a giornata fanno parte della storia dei braccianti. Il contratto di lavoro a tempo determinato a giornata in agricoltura esiste da sempre, diciamo, ecco. Chiaramente per la vendemmia però magari il voucher, che era più semplice, veniva usato di più, ecco. Chiaramente non essendoci più quella semplicità, l'agricoltore ha deciso di cambiare strada.